E allora torniamo in zona podio per la premiazione 200 farfalla femminili assolute. Terza e medaglia di bronzo in 2:23 e 44 Martina Pinarello, Idros. Seconda argento in 2:22 e 78 Veronica Lucchese, in 8 di nuoto 74. E prima medaglia d'oro con 2:21 e 93 Kuma, la sua società, Giorgia De Zullian. Martina Pinarello al bronzo, attendiamo la lucchese all'argento e la vincitrice Giorgia De Zullian. Dunque noi proseguiamo con la prossima premiazione, ultima della farfalla maschile, categoria assoluti. Terzo classificato e medaglia di bronzo, nuotato 2:08 e 66 per i nuotatori trentini. Intanto è arrivata la vincitrice Giorgia De Zullian e la seconda classificata Veronica Lucchese, quindi attendiamo ancora qualche istante per proseguire con la premiazione maschile. Questo è il podio che è completo con De Zullian, Lucchese e Pinarello. E dunque proseguiamo con il settore maschile. Terzo dicevamo il bronzo in 2:08 e 66 Francesco Peron, nuotatori trentini. Francesco Peron al bronzo, alla medaglia d'argento in 2:07 e 67 per l'Acquarea Vicenza William Casarotto. E proviamo allora con il vincitore, first and gold medalist representing South Africa to 1.08, new competition record, Dylan Bosch. Lorenzo Pesce intanto si aggiudica la terza serie con 2:43 e 11.